Noi ci siamo negli ospedali, siamo nelle case di cure, siamo nelle caserme, siamo dappertutto. Cosa sarebbe un mondo senza di noi? Cioè, noi serviamo, siamo invisibili, ma noi ci siamo. La CISL ha scelto il Palazzo delle Poste, la CGIL quello della Prefettura, due sit-in diversi per un unico obiettivo: parlare di quegli 8.000 lavoratori che solo nella Marca operano nelle pulizie e nel variegato settore dei multiservizi. Sono lavoratori che abbiamo considerato indispensabili nei mesi di marzo-aprile e che abbiamo applaudito dalle finestre, e ora chiediamo che abbiano adeguate tutele e risposte, soprattutto sui loro salari, perché lo stipendio e i salari sono bloccati da ben 7 anni. Paghe orarie ferme al palo di fronte a carichi di lavoro aumentati esponenzialmente proprio con il Covid e le esigenze di sanificazione. Le imprese e le cooperative stanno aumentando i loro fatturati. Le committenze chiedono sempre di più, ci stanno guadagnando perché spendono meno, pretendendo di più dai lavoratori e dalle lavoratrici. Mediamente un lavoratore del settore prende 5 euro all'ora netti. Difficilissimo tirare avanti con 5 euro, anche perché ci danno poche ore, abbiamo dei contratti sciocchi, vogliono sempre abbassare il tempo e non è possibile. Per di più dei part-time, a volte minimi, per anche meno di 2 ore al giorno, è proprio uno schifo, mi dispiace dirlo, ma non si può vivere così.